A quasi 10 anni dal referendum secessionista, quello che con un risultato bulgaro ha fatto emergere tutto il malumore delle periferie, l'Amon resta laboratorio politico aperto alle discussioni e al dibattito. Fummo all'epoca un laboratorio di idee, assolutamente, sia sul tema del confine sia sul tema della montagna e oggi siamo stati coinvolti in questa forma interessante, questo Bear Camp di elaborazioni di un'agenda politica, e se dobbiamo pensare all'elaborazione di politiche pubbliche per un Veneto del futuro, noi crediamo che non possiamo trascurare o non possiamo prescindere dal grande e complesso tema della montagna. Ed è dunque dall'Amon che inizia il cammino verso Venezia in vista delle prossime elezioni regionali. Ecco Veneto 2015-2025, iniziativa per costruire insieme dal basso idee e politiche per la regione. La leader dell'iniziativa. Sono prove tecniche di offrire una proposta forte di progetto per il Veneto 2015-2025. Io sosterrò personalmente tutti coloro che fino in fondo ci metteranno la faccia per questa cornice di autogoverno. Si è cominciato all'Amon, si proseguirà a Caorle. Percorso e contenuti li costruiremo assieme, assicura la Rubinato. Autonomia, autogoverno, autodeterminazione, parte dall'Amon, paese simbolo di tutto questo. Certo, l'Amon è il simbolo che anche da queste parti, non solo nel sud del paese, non è applicato fino in fondo il principio di uguaglianza, le differenze, vorrei dire quasi le discriminazioni, tra quello che è possibile avere dall'altra parte del confine e quello che è possibile avere di qua, non sono più sopportabili. Noi non vogliamo togliere autonomia agli altri, ma chiediamo di poter autogovernare i nostri territori con la laboriosità, le risorse e la capacità della nostra gente. Come legge questa iniziativa il segretario regionale? Tutte le iniziative che rimettono al centro la costruzione di un progetto per il Veneto 2015 sono importanti. Poi dobbiamo fare una sfida vera del Veneto e non parcellizzarla in 7 province, ognuna per conto suo. Dobbiamo avere una visione complessiva del Veneto